Marca al voto per i comuni il 54% degli elettori, a Casale e Silea vince la continuità, Golisciani succede a Giuliato, Cendron centra il secondo mandato. I due comuni in cui c'era un candidato unico, Segusino e Santa Lucia di Piave, ha raggiunto il quorum necessario per la conferma di Gloria Paolone. Il ritorno di Fiorenzo Fantinella, battuto dice l'invito a non votare. A Tarso il leghista Boffo sfiora il 90% dei consensi. Breda, Fontanelle e Cessalto svoltano scegliendo Mosole, Sessolo e Crosato. A Susegana si afferma Montesel. Affluenza scarsa anche in Veneto per il referendum sulla giustizia. Al voto il 26,86%, un elettore su 4 per i cittadini quesiti fuori portata. La tragedia della strada lungo la Feltrina nel Bellunese, la comunità di Vidora sotto shock per la morte di due coniugi, Luca Carrera e Patrizia Bisol, finiti con la moto contro un camper. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato un'imprenditrice trevigiana titolare di un'azienda di carpenterie nel Bresciano per l'omesso versamento di IVA per 572.000 euro. È stato presentato oggi il progetto che rivoluzionerà la stazione dei treni di Treviso, in generale la mobilità, con sottopasso, pensiline, aree verdi. Presentata la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, divenuto Teatro Nazionale, gestisce la programmazione del Goldoni a Venezia, del Monaco a Treviso e del Verdi a Padova. TG Treviso, buonasera, benvenuti. Dopo questa lunga diretta elettorale ovviamente andiamo con i nostri servizi televisivi e partiamo con Silea che riconferma Rossella Cendron, sindaco con oltre il 70% dei consensi con il centrodestra diviso, che vede prevalere Fratelli d'Italia sulla candidata appoggiata dalla Lega. Il primo servizio. Ha festeggiato così Rossella Cendron il secondo mandato da sindaco di Silea, oggi pomeriggio al centro Tamai. Non solo la riconferma, ma anche il 70% dei consensi che staccano completamente gli altri due candidati, espressione del centrodestra che qui in riva al Melma ha deciso di correre diviso. E qui c'è anche un dato politico, con Pierantonio Conte, candidato di Fratelli d'Italia, che con quasi il 17% dei consensi supera Lia Spolverato, la candidata sostenuta dalla Lega, che si ferma al 12,45%. È anche un tramonto della polica? Il tramonto di quella che è la politica fatta di partiti tradizionali e piuttosto il trionfo di quella che è la buona amministrazione. Questo impone sicuramente una riflessione su quella che è i bisogni delle persone e su che cosa le persone si riconoscono. Altro dato riguarda l'assenza alle urne. A Silea un cittadino su 2 non è andato a votare. È un dato che fa riflettere, perché non posso pensare che un cittadino su 2 che domani mattina trovo fuori dal municipio non abbia espresso il suo voto per le amministrative. Per la Cendron tutti i segnali chiarissimi di cosa potrebbe accadere alle politiche del prossimo anno. Dobbiamo tornare ad aggregare anche sui temi politici, perché i temi politici sono percepiti come troppo distanti. Nella riconferma i progetti per i prossimi 5 anni. Si ricomincia sicuramente da quelle che sono le criticità legate alla viabilità del comune di Silea e soprattutto alle strade urbane. Si ricomincia da quella che sono la riconnessione di tutte le piste ciclabili e la mobilità sostenibile a Silea in via di completamento. Si ricomincia dalle zone di degrado, quindi parliamo di Chiariforti, ex Sabina e altre zone significative. Noi abbiamo chiari quelli che sono i nostri obiettivi, soprattutto puntando a uno sviluppo del territorio che coinvolga tutti gli operatori economici. Continuità anche per Casale sul Sile, il nuovo sindaco è Stefania Golisciani. È tua adesso. Investitura ufficiosa oggi pomeriggio per Stefania Golisciani, nuovo sindaco di Casale sul Sile. 46 anni, avvocato con un bimbo di 15 mesi, fino a ieri era capogruppo della lista Casale Futura del sindaco Giuliato. Quasi il 48% dei votanti l'hanno preferita sugli altri candidati, partendo dal vice sindaco uscente Lorenzo Biotti, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Partito Democratico e Italia Viva, che si è fermato al 37,5%, mentre il terzo candidato, Graziano Sartorato, espressione di una civica pura, non è andato oltre il 14,60%. Il risultato elettorale dimostra che le persone hanno apprezzato questi 10 anni di amministrazione, però c'è tanto da fare sia a livello del sociale, come ho detto più volte, e mi dispiace che in questa campagna elettorale se ne è parlato poco, ma c'è una situazione sociale da tenere sott'occhio e sulla quale appunto intervenire al più presto. E poi c'è il tema della viabilità che è il primo dossier che vorrei prendere in mano. Una scelta in continuità quindi con il sindaco uscente Stefano Giuliato e i suoi 2 mandati.
Questa è la dimostrazione che i cittadini riescono a vedere al di là di quelle che sono le apparenze e premiano sempre i progetti che sono seri. Un voto che secondo il neo sindaco è anche una risposta chiara ai cittadini sul tema del polo logistico Amazon. La scelta dei cittadini sia chiara, ha premiato chi era trasparente sulla questione, chi ha detto le cose come stanno. Io ho sempre detto che è un progetto che stiamo valutando, che stiamo aspettando quelle che sono le risposte che vengono dalla Regione, sulla base di quelle appunto ci muoveremo. Se il progetto ha la possibilità, sulla base dei crismi appunto che derivano dalla Regione, allora andrà avanti, altrimenti si prenderanno altre strade. Santa Lucia di Piave e Segusino hanno brindato al sindaco già ieri sera, superata la soglia del quorum del 40%. A vincere nella terra di Riccardo Szumski è stato Fiorenzo Fantinelle, che passa subito superando il quorum del 40%. Aveva bisogno di 2.702 voti, ne ha ottenuti 2.760. Questo nonostante l'appello dell'astensionismo da parte dell'ex sindaco. Sì, c'è stata questa presa di posizione da parte dell'attuale amministrazione e chiaramente quindi la partita si è giocata su una polemica tra chi predicava il non voto e chi come noi invece chiamava la gente ad andare ad esprimersi alle urne. Nulla era certo, dice il neo primo cittadino, quello del quorum era una montagna da scalare e noi ce l'abbiamo fatta, ora si riparte. Si riparte da un processo di normalità. Lei ha detto bene da dove si riparte: il comune, l'amministrazione, i cittadini, le imprese, le associazioni, le persone ci chiedono di restituire normalità al paese. Poi aggiunge: dare voce al quotidiano, partendo dai collaboratori del comune, poi lavorerò sul tema delle associazioni e sulle scuole. Anche Segusino ha potuto brindare già ieri sera alle 19. Gloria Paolon, sindaco uscente, aveva superato il quorum, alle 23 aveva raggiunto il 61%, soddisfatta soprattutto dell'affluenza. Siamo molto contenti dell'affluenza, sicuramente una delle più alte in provincia di Treviso, anche livello 1 mi pare, quindi siamo contenti che i cittadini abbiano risposto bene, anche perché di questi tempi si vedono veramente dei dati di affluenza un po' scoraggianti. Ora spiega, termino i cantieri aperti e inizio quelli nuovi già appaltati. Stiamo facendo un importante intervento di sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica, ad esempio. Adesso partirà a breve la riqualifica del centro, quindi con asfalti, attraversamenti pedonali, eccetera. C'è in previsione la realizzazione di una rotatoria, l'intersezione con il ponte di Fener, partirà a breve il cantiere per la sistemazione della galleria che ci collega con il comune di Querovasche, che ha sempre creato problemi. Già deciso il primo consiglio comunale, che sarà mercoledì 29 giugno. Ed ora andiamo a Breda di Piave, dove i cittadini hanno votato Cristiano Mosole. Per me, dice, questa è una svolta. È una svolta, era un testa a testa, diciamo c'era dall'altra parte chi rappresentava le amministrazioni uscenti e noi che da 10 anni ci proponiamo con questo nuovo progetto chiamato Obiettivo Comune, e effettivamente questa volta Breda ha puntato forte sul cambiamento. Da che cosa ripartire adesso? Ripartiremo subito dalla riqualificazione del centro di Breda di Piave. L'area ex Zangrando è stata ufficialmente acquisita dal comune di Breda di Piave, partiremo da lì. Lei ha già pensato a quali saranno la sua giunta, formazione? Qualche pensiero l'ho fatto, devo essere sincero, in questi ultimi giorni soprattutto, però scaramanticamente poi ho accantonato e aspetto di vedere anche risultati, disponibilità. In questi giorni ci penserò seriamente, ma mi confronterò con tutti i miei colleghi. Comunali nella Marca, andiamo ora a vedere in tutti gli altri comuni, quelli più piccoli, com'è andata. Chi resta, chi lascia? Nella Marca sindaci eletti tra conferme e nuovi arrivi. Stefano Bosa sarà ancora il sindaco di Resana, il primo cittadino uscente, ha sbaragliato la concorrenza con oltre il 75% di preferenze, staccando di molto Loris Mazzorato e Leopoldo Bottero. È stato riconfermato con il 69,9% di voti anche il sindaco di Possagno, Valerio Favero. Porta a casa 646 voti su un totale di 924. Castelcucco risceglie Paolo Mares con il 73%
dei voti fa il bis anche dall'Agnol a Borso del Grappa, con quasi il 65% delle preferenze. A Cappella Maggiore, Maria Rosa Barazza, vice sindaco uscente, vince la sfida con l'imprenditore Iuri De Luca, diventando sindaco di Cappella per la terza volta. Anche Zenzon conferma il sindaco uscente, Daniele Dallanese. Vittoria questa volta schiacciante rispetto a 5 anni fa. La conferma arriva con il 66,17% delle preferenze. Ringrazio ovviamente i cittadini zensonesi che ci hanno dato la loro fiducia, hanno rinnovato la loro fiducia nei miei confronti, ma anche del gruppo che in parte uscente e rientrante, ma anche composto da nuove leve che sicuramente meritano attenzione. Franco Bonesso confermato sindaco di Trevignano e a capo della lista per Trevignano ha raccolto il 55,21% di voti. A Tarzo Gianangelo Boffa è il nuovo sindaco. L'esponente leghista, alla guida di una civica di centrodestra, ha conquistato l'88,9% di voti e ha affidato ad un video il suo ringraziamento alla squadra e ai suoi elettori. Ringrazio tutti, questo è un motivo d'orgoglio per mettersi al lavoro e cominciare da domani subito a rendersi operativi e niente. Sono felice di questo buon risultato. Chi volta pagina invece Fontanelle sarà Maurina Sessolo ad amministrare fino al 2027 il comune del Monticano, dopo aver quasi doppiato Miriam Manente, assessore uscente sostenuta da Lega, Fratelli d'Italia e Vivere Fontanelle. A Cessalto, nell'insolita corsa a 4, si arriva a ribaltone, la spunta Emanuele Crosato, ex consigliere provinciale e assessore con 864 voti. Dalle comunali al referendum nullo, crollo dell'affluenza, sebbene il Veneto sia stata la regione con una maggior presenza ai voti, numeri che danno comunque un forte messaggio politico. La nostra analisi. In Veneto l'affluenza è stata leggermente superiore a quella nazionale e così nella Marca il 26,86% contro il 20,9%, ma sui referendum la sostanza non cambia, il quorum è rimasto ben lontano. Si sia trattato di disinteresse o che la giornata invitava ad andare al mare o di un chiaro messaggio che si è inteso dare, gli elettori hanno rispedito alla politica il compito di prendere provvedimenti per rendere la giustizia più efficiente. Erano molto difficili da spiegare questi referendum abrogativi e quindi molti cittadini si sono proprio disimpegnati dal fatto di andarli a votare. Le materie erano abbastanza complesse perché logicamente il tema giustizia sono materie abbastanza complesse, quindi era difficile su un referendum come questi riuscire a portare la gente al voto in un periodo come questo. Dove c'erano le comunali in realtà l'affluenza è stata molto più alta. Dove ovviamente non c'erano le comunali l'affluenza si è abbassata notevolmente. Siamo di fronte all'affluenza più bassa nella storia del referendum. Questo succede quando un istituto democratico importante come appunto il referendum viene piegato a fini strumentali di mera propaganda. Qui c'è una forza politica, c'è un leader che si sono intestati la campagna referendaria e hanno raccolto molto meno di quello che poteva essere addirittura il loro elettorato. Pur se il referendum è il nullo, le schede scrutinate hanno visto una vittoria netta dei sì, che nel caso del quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati hanno raggiunto addirittura l'80%. Uno dei dati, secondo me, che questo referendum voleva dire è che è mettere un punto preciso sulla separazione dei poteri dello Stato. Noi abbiamo avuto per anni, e questo è il vero problema, il potere giudiziario che si è occupato di politica. E anche se il referendum non ha dato esito, quindi la riforma della giustizia rimane prioritaria, e non solo perché l'Europa ha vincolato anche a questo passaggio l'elargizione dei fondi del PNRR. Siamo perfettamente consapevoli che la giustizia in Italia non funziona al meglio ed è questo il motivo per cui in Parlamento in questo momento si sta lavorando in maniera molto intensa per riuscire a portare a casa questa riforma. E sull'esito del referendum si è espresso anche oggi come esponente della Lega il sindaco di Treviso Mario Conte. Mi pare che il silenziatore a livello nazionale, a livello mediatico era abbastanza evidente, insomma la Lega ha utilizzato i suoi canali che molte volte erano quelli social e credo che alla luce degli strumenti limitati per divulgare il referendum e il risultato ottenuto in realtà non ci sia da piangere ma da essere soddisfatti di un risultato che comunque è un punto di partenza importante per aprire una discussione a livello nazionale, una discussione sacrosanta su delle tematiche
che a onor del vero sono anche molto tecniche, perché poi è difficile andare a spiegare nel dettaglio i contenuti dei singoli referendum. Quindi vuoi il bel tempo, vuoi la non coincidenza con delle elezioni, vuoi il silenziatore che è stato messo a questi referendum a livello nazionale, io credo che il risultato indichi un punto di partenza per questa discussione che è certamente incoraggiante. Si poteva far di più, io credo, con gli strumenti che avevamo a disposizione, anche no. Se tutti i partiti avessero condiviso questi obiettivi, forse avremmo potuto affrontare questo tema in modo certamente più approfondito e più serio e più costruttivo per il Paese. Però ultimamente i referendum diventano campo di battaglia tra i partiti e quindi non importa di cosa si discute, l'importante è dare una lezione a chi lo propone. Io credo che questo modo non fa onore al Paese e non fa crescere il Paese, quindi noi siamo soddisfatti, è un punto di partenza, non certo un punto di arrivo. La Lega ha avuto il merito di aprire una discussione su dei temi che sono sacrosanti e che in realtà ognuno di noi affronta nel quotidiano, la maggior parte delle volte anche arrabbiandosi con certe situazioni che secondo i cittadini non fanno giustizia proprio ai cittadini stessi. Quindi io lo reputo un buon punto di partenza, speriamo che poi anche le altre forze politiche si uniscano a questo tavolo di discussione, perché una riforma da questo punto di vista sarebbe sacrosanta. E allora, tra convinti e perplessi sul referendum, diamo la parola ai trevigiani. Sì che ho votato. Contento di averlo fatto? Contento di averlo fatto, assolutamente sì. Sì, allora abbiamo votato io misto, qualche sì e qualche no. No. Come mai? Perché ero assolutamente contrario. Non sono neanche andato a votare. No. Come mai? Non ho avuto tempo. No, non volevo far raggiungere il quorum, quindi ho votato solo alle amministrative. No, io non sono andata a votare. Le è dispiaciuto essere qui e non poter votare? No, assolutamente, non votavo lo stesso. No, erano assurdi e quindi... Assurdi in che senso? Incomprensibili? Inutili. Non sono andata a votare perché sono anche infortunata. Come mai secondo lei così poca gente è andata a votare, signora? Ma perché hanno poco interesse. Secondo me non è stato presentato nella maniera più corretta e troppo un referendum incomprensibile al cittadino medio e quindi mi sono rifiutata di votare. Erano chiari i quesiti secondo lei? Beh, se uno si era informato, sì. Certo, se uno va lì e così e pretende di capire al momento... Non erano, secondo me, all'altezza del popolo comune. Quindi c'era da studiarli e poi da votare, casomai. Dal mio semplice punto di vista era quasi più logico che fosse deciso da chi è molto più preparato di me, ai livelli costituzionali. Non mi sono neanche documentata molto, devo dire la verità, perché era troppo complicato secondo me. Allora noi continuiamo con il nostro speciale elezioni, andiamo a Belluno dove c'è la nostra Tiziana Bolognani. Buonasera Tiziana. Buonasera Anna, qui manca veramente pochissimo e diciamo che la gente, i sostenitori di Oscar De Pellegrin si sono radunati all'interno e all'esterno della scolteria, il luogo che per tutta la durata della campagna elettorale è stato per l'appunto il luogo di ascolto, di incontro con i cittadini che hanno esposto quali sono le principali richieste, le principali necessità che ha questa città. De Pellegrin adesso manca veramente poco rispetto ai dati ufficiali, mancano 4 sezioni e diciamo che il dato mano a mano si è consolidato, quindi lei si sta avviando a varcare definitivamente il portone di Palazzo Rosso. Credo che questo sia un piacere, tutti quanti auspicavamo questo momento. Gli apprezzamenti stanno continuando ad arrivare e quindi noi li attendiamo con molto fermento. Abbiamo qui tutta la coalizione che sostiene, porta il proprio contributo e quindi se mai sarà dopo la chiusura ufficiale del conteggio dei voti saremo qui pronti a spenderci e impegnarci per la nostra città.
La questione, la ripeto esattamente come l'ho ripetuta prima durante la maratona elettorale, la calma apparente probabilmente di Oscar De Pellegrin, abituato a palcoscenici internazionali, mondiali, con medaglie d'oro al collo alle Paralimpiadi, grande orgoglio della città di Belluno. Questo ha anche pagato perché lei è comunque da sempre nei cuori dei bellunesi. Ma sicuramente possiamo dire che ho sempre avuto un buon rapporto con i bellunesi, sia per meriti sportivi, per tutta la mia lunga carriera dirigenziale a Roma. Ecco, io credo che quella abbia sicuramente inciso e magari sia stata valutato, come una cosa propositiva e positiva per eventualmente anche spingermi in questa politica bellunese, ma vorrei affermare che sono un cittadino come tutti i cittadini di questa coalizione che si mettono a disposizione per questa città, per amministrare. Mancano allora ancora 4 sezioni, ci spostiamo nella sede del candidato del centro-sinistra Giuseppe Vignato e poi ritorneremo con voi e ritorneremo certamente qui in via Cavour assieme a Oscar De Pellegrin. Anna, a te la linea. Grazie alla nostra Tiziana Bolognani. Uno sguardo ora a Feltre con l'aiuto della grafica. Chiedo alla regia di mettere in onda, ecco qui la pagina che ovviamente è stata preparata per questo speciale elezioni. Feltre 20 sezioni su 22. Viviana Fusaro ottiene il 47,79% di voti, Adis Zatta il 44,44% di voti. Dovremmo avere anche Cortina, vediamo se ce l'abbiamo nella grafica. Eccoci qua, Cortina, Gianluca Lorenzi 37,6% di voti, stacca Gianpietro Ghedina, sindaco uscente 24,5% di voti, vicina anche Roberta De Zanna 22,3%, Roberto Pompanin 16,2% di voti. Siamo ora alla cronaca, restiamo nel Feltrino con la tragedia della strada dove Luca e Patrizia hanno perso la vita finiti con la loro moto contro un camper, questo nella giornata di ieri. La moto era la loro passione. Nei fine settimana Luca Carrer, 55 anni, e Patrizia Bisol, 57 anni, amavano salire sulla 2 ruote e girare nei territori del Veneto. Ieri la gita in direzione Feltre, ma arrivati in località Salzan, lungo la strada regionale 348, si è consumata la tragedia. La perdita di questi 2 sposi, marito e moglie, così tragicamente ha sconvolto proprio tutta la comunità di Vidor. Una comunità sotto shock, non riusciamo ancora a crederci, spiega il sindaco, che la coppia la conosceva bene, soprattutto Patrizia, che era originaria proprio di Vidor. Luca invece di Susegana, ma per amore si era trasferito. Ieri doveva essere una giornata spensierata sulle Dolomiti, in moto, e invece si è trasformata in una tragedia. I coniugi hanno perso la vita in un incidente stradale. La 2 ruote, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata contro un camper. Sbalzati dalla sella, marito e moglie sono finiti nell'altra carreggiata dove stava sopraggiungendo un altro mezzo. Tremendo l'impatto, inutili tentativi di soccorrere Luca e Patrizia, sono morti sul colpo. Molto conosciuti nella comunità del quartiere del Piave, avevano 2 figli. Loro erano una coppia di sposi così allegri, quando si aveva modo di vederli anche in occasione di festività così, sempre molto allegri, sempre sorridenti, molto goliardici anche, diciamo così. E purtroppo questo non me lo sarei mai aspettato. Luca lavorava come agente di commercio e le aveva lavorato in un'azienda, una coppia affiatata, accomunata dalla passione per la moto. Solitamente andavano via con altri centauri. Ieri avevano deciso di passare una giornata da soli in sella alle loro 2 ruote. Patrizia era molto attiva nella comunità. Faceva parte del coro parrocchiale, era una donatrice di sangue dell'Avis e poi anche partecipava anche con la Pro Loco. I funerali, spiega il primo cittadino, potrebbero svolgersi tra giovedì e venerdì. Ancora cronaca con il dramma sfiorato questo pomeriggio nella piscina di via Colbe. Siamo a Valdobbiadene, dove una bambina di 7 anni, mentre si trovava in acqua, è stata colta da un malore. Immediatamente soccorsa sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. La piccola è stata portata in ospedale a Montebelluna. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ritrovati, ripartiamo dalla cronaca, siamo a Borso del Grappa dove un pilota di 23 anni di parapendio è rimasto impigliato tra gli alberi ed è stato soccorso. Il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuto per un parapendio precipitato tra gli alberi poco dopo il decollo dai tappeti in comune di Borso. Il pilota, 23 anni, di San Giorgio in Bosco, allievo di un corso, ha perso il controllo della vela, finendo tra le piante all'inizio del bosco, 150 metri sotto la strada. La vela è rimasta appesa a un pino, lui sospeso su un carpino a una decina di metri dal suolo. Una volta sul posto, 3 soccorritori assieme al tecnico di elisoccorso dell'elicottero di Treviso Emergenza, sbarcato con un verricello nelle vicinanze, sono risaliti con tecniche di tree climbing, hanno assicurato e liberato dai vincoli il pilota per poi caricarlo a terra. Il giovane è stato preso in consegna dal personale medico del SUEM di Pieve del Grappa. Omesso versamento di IVA, la Guardia di Finanza ha denunciato un'imprenditrice trevigiana. IVA non versata per €500.000 è quanto portato alla luce dalle indagini della Guardia di Finanza di Treviso, che ha denunciato un'impresa bresciana operante nel settore della carpenteria metallica e gestita da un'imprenditrice trevigiana. L'indagine ha avuto origine dal controllo del sistema bancario ai fini antiriciclaggio. È emerso che l'amministratrice di un'impresa con sede in provincia di Brescia si era riconosciuta un compenso di circa €100.000. Questo dato strideva con il mancato versamento dell'IVA da parte della stessa impresa per oltre €570.000. Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha disposto il sequestro preventivo fino all'ammontare dell'imposta evasa dei beni della società e dell'imprenditrice. I finanzieri trevigiani hanno pertanto bloccato liquidità bancarie per circa €400.000, oltre a 2 immobili in provincia di Treviso, un'autovettura di media cilindrata e partecipazioni societarie in 2 imprese anch'esse attive nel settore della carpenteria metallica. Siamo intervenuti con la denuncia dell'amministratrice per il reato di omesso versamento IVA e abbiamo proposto all'autorità giudiziaria di Brescia il sequestro dei beni nella disponibilità dell'impresa e in caso di incapienza dell'amministratrice. I beni sottoposti a sequestro riguardano prevalentemente disponibilità bancarie della società sottoposta a indagini e in parte anche beni della stessa amministratrice. Un'operazione volta anche a contrastare il fenomeno della concorrenza sleale sul mercato. Il nostro intervento operativo è stato finalizzato a tutelare il mercato da operatori economici che agiscono in modo scorretto. È chiaro che in questo caso l'evasione dell'IVA consentiva all'impresa di presentarsi sul mercato con prezzi più competitivi. La nuova stazione di Treviso ha presentato il progetto, si parte con i lavori a fine giugno e nel futuro, nella visione del sindaco, anche il collegamento con l'aeroporto. Io vedo nella stazione dei treni il proseguio dell'aerostazione, un'aerostazione che oggi ci sta proiettando con i numeri pre-pandemia in modo importante, e quindi sognare in grande non è vietato e io sogno in grande. In bici in stazione con il treno fino all'aeroporto. Nel futuro di Treviso c'è anche questo. Tanto è l'entusiasmo per il via ai lavori di riqualificazione della stazione di Treviso presentati oggi proprio nello spazio destinato a diventare velostazione, che il sindaco Mario Conte va oltre guardando già al nuovo progetto per il quale serviranno questa volta i soldi dell'Europa. Intanto si parte con la stazione che cambierà volto in poco meno di 2 anni grazie ad un investimento di quasi 9,5 milioni di euro da parte del gruppo RFI. Ricordo che questo intervento è inserito in un puzzle di interventi che vedrà protagonista anche la MOM, che vedrà protagonisti anche dei privati come il privato del Bastione Camuzzi, e vedrà impegnata anche l'amministrazione comunale, che oltre ad intervenire a supporto con fondi propri di questo intervento interverrà anche nella vicina Piazza Giustiniani. Quindi quel quadrante che poi è la porta d'accesso ai turisti, per i turisti, e poi è un punto di passaggio
lavorativo per i trevigiani cambia volto. Rigenerazione urbana e integrazione tra gomma e rotaia, via libera alla riqualificazione anche della parte su San Zeno. Proprio oggi RFI mi ha confermato che all'interno del quadro economico troveranno le risorse anche per sistemare in 2 ingressi della stazione sul lato San Zeno, quindi il sottopasso e le 2 entrate del sottopasso sul lato San Zeno. Spostandosi poi sull'altro versante della stazione avremo il sottopasso integralmente rinnovato con le 2 uscite allargate e l'implementazione di un ascensore. Avremo poi integralmente rivisto il fabbricato viaggiatori, quindi la nuova biglietteria, i nuovi spazi comuni. Tutte le aree esterne saranno riviste all'insegna della sostenibilità, quindi con l'inserimento di piccole piazze, aree verdi. Qui in questo fabbricato sarà realizzata la velostazione con spazi anche per le rimesse. Una nuova ciclabile collegherà in sicurezza stazione e centro. In ottica di accessibilità, sempre in futuro il quadrante stazione ospiterà anche residenze per studenti, mentre i passaggi a livello saranno progressivamente soppressi. Il primo, quello in via Cacciatori. E la presentazione dei lavori per la riqualificazione della stazione è stata anche l'occasione con l'assessore regionale De Berti per fare il punto su altre 2 opere, il Terraglio Est e il quarto lotto della tangenziale. Per quanto riguarda il Terraglio Est abbiamo sostanzialmente individuato 20 milioni di fondi FSC, che era il costo del progetto. Nel bilancio regionale prevederemo l'integrazione di 6 milioni, che è quello che è uscito sostanzialmente applicando le prescrizioni della Commissione VIA, e appena saranno disponibili le risorse dei fondi FSC potremo appaltare l'opera, che è ovviamente un'opera strategica a livello regionale per poter garantire una facile accessibilità a quella che è la cittadella della salute. Quarto lotto della tangenziale di Treviso, ho fatto un incontro la settimana scorsa con l'amministratore delegato di ANAS, dove abbiamo parlato di contratto di programma. Secondo me dovremmo inserire un pacchetto di progettazioni ovviamente che ANAS dovrà fare. Il quarto lotto della tangenziale di Treviso ha la priorità. Presentata la nuova stagione del Teatro Stabile del Veneto, divenuto Teatro Nazionale, dentro c'è anche la programmazione del Monaco di Treviso. Questa è anche la giornata per noi che ci dà l'occasione per celebrare il reinserimento del Teatro Stabile del Veneto nel novero dei teatri nazionali in Italia, e questo ci riempie di orgoglio, ma è altresì una grande responsabilità per tutti i soci, naturalmente tutti i partner. Un cartellone di oltre 30 titoli con più di 160 giornate di spettacolo. Presentata a Venezia la stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Veneto, diventato Teatro Nazionale. Gestisce la programmazione del Teatro Goldoni a Venezia, il Mare del Monaco a Treviso, il Verdi e il Maddalena a Padova. Tra i progetti speciali in programma sui palcoscenici si contano anche 6 novità, con produzione e coproduzione Teatro Stabile, 3 debutti in prima nazionale, un'esclusiva italiana con Isabella Gianni che interpreta Marilyn Monroe, e tra gli spettacoli Pa, titolo della celebrazione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Dobbiamo far capire che cosa significa essere tornati Teatro Nazionale, perché certamente è giusto festeggiare, altrettanto doveroso è prendere in carico tutti i pesi che da questo derivano. Dopo il successo del debutto a Venezia, Spettri, una produzione Teatro Stabile diretta da Rimas Tuminas, inaugura la stagione del Verdi a Padova e del Mare del Monaco a Treviso. Sarà una stagione fantasmagorica, con una serie di attori straordinari. Grandi attrici come Elena Sofia Ricci, Vanessa Gravina, Iaia Forte, Elisabetta Pozzi, solo per citarne alcune, grandi attori tra cui Alessio Boni, Claudio Biso, Cesare Bocci. Finalmente si torna a teatro, grande impegno dovrà esserci da parte di tutti per restituire il pubblico al proprio teatro. Questo era il nostro ultimo servizio, siamo alle previsioni del tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.
Bentrovati al Meteo. La settimana prosegue in un contesto pienamente estivo, segnata poi dalla presenza dell'anticiclone africano. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 14 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo in genere poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno, a tratti qualche locale modesto addensamento, specie sui rilievi dove non si escludono anche dei piovaschi in giornata, ma la possibilità sarà nel complesso piuttosto bassa. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo una residua nuvolosità alle prime ore del mattino, specie su costa e zone orientali, altrove invece tanto sole. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà molto soleggiato, al massimo con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 29 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio, Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.